Parlo io. Mi ha detto che Sì, non pensavo. Ok, vai, ci siamo? Sì. Eccoci. Buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questa iniziativa. Io pensavo di iniziare spiegandovi brevemente che cos'è questa iniziativa che abbiamo promosso come Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica. Sapete che noi ci occupiamo di salute mentale. La nostra è un'associazione di familiari e di persone che vivono la condizione della sofferenza mentale, quindi siamo fortemente interessati a continuare a discutere dei luoghi della cura, delle pratiche della cura delle persone con sofferenza mentale e quindi ci occupiamo specificatamente dei diritti umani delle persone che vivono una condizione di sofferenza mentale, ma anche delle persone che in qualche misura hanno delle fragilità sociali. Abbiamo pensato di promuovere questa rassegna culturale che abbiamo chiamato appunto Primavera letteraria per la salute mentale, perché di recente sono stati pubblicati dei libri molto importanti e gli autori e le autrici sono amici e amiche nostre, sono persone che da tempo impegnate sul fronte dei diritti umani contro qualunque forma di internamento e di privazione della libertà e della dignità umana delle persone. In questa rassegna che si apre oggi con il libro di Antonio Esposito, Come Cristo in Croce, noi presenteremo 5 libri importanti. Il primo è appunto questo di Antonio Esposito. In aprile ci sarà la presentazione del libro di Elena, che è una persona che vive una condizione di sofferenza mentale, ha scritto la sua storia di persona che vive in un territorio in cui i servizi di salute mentale di comunità funzionano e hanno permesso, parlo di Trieste, e hanno permesso a lei e alle persone che in quel territorio vivono di affrontare la loro condizione di difficoltà con la prospettiva di superarla, questa condizione. Poi ci sarà la presentazione in maggio di un altro libro importante scritto da Loredana Di Adamo. Lei è una persona molto impegnata nel Forum Nazionale Salute Mentale. E poi come ultimo presenteremo il libro di Paola Carrozza, che è una psichiatra che lavora nel Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara. Paola è anche la presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica e fa parte del comitato scientifico dell'UNASAM, la nostra organizzazione nazionale. Questo primo libro che presentiamo oggi di Antonio Esposito tratta il tema della contenzione, che è quella pratica terribile che viene applicata non solo nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, nella stragrande maggioranza dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, cioè legare una persona, un uomo, una donna, un adolescente in un letto durante un periodo di ricovero. È una pratica utilizzata anche nelle RSA
negli istituti per gli anziani, nelle comunità terapeutiche anche, purtroppo, è stato da noi verificato anche in comunità terapeutiche, ed è anche utilizzato nei CPR. Questi luoghi terribili dove vengono tenute in condizioni di detenzione pur non avendo commesso nessun reato le persone che arrivano nel nostro paese con la speranza di trovare una vita migliore, una vita diversa. Quindi persone che scappano dalle loro terre e cercano rifugio in Italia. Questo libro di Antonio è un libro molto importante perché affronta il tema della contenzione, della privazione della libertà in diversi luoghi. In questo libro viene ricostruita anche la storia di Bruno, un uomo che è sardo, che sta da lunghi anni in un centro riabilitativo dell'AIAS a Cortogliana, Bruno, che vive con un casco di cuoio in testa e le mani legate, per il quale abbiamo presentato 2 esposti alla Procura della Repubblica, e da quello che ci risulta Bruno è ancora in queste condizioni di privazione della libertà e della sua dignità. Questo libro è importante perché affronta appunto il tema di questa pratica, che è una pratica manicomiale che noi pensavamo superata con la chiusura degli ospedali psichiatrici e giudiziari, ma è una pratica ancora fortemente diffusa che porta anche alla morte delle persone. Quindi io volevo proprio giusto aprire, insomma, spiegando un po' il senso di questi nostri incontri, che sono finalizzati appunto alla sensibilizzazione, quindi non solo a portare alla conoscenza di un vasto pubblico queste storie, queste vicende, ma anche alla sensibilizzazione, perché più persone insieme a noi possano opporsi davanti a queste pratiche, chiederne la cessazione, non solo in qualunque luogo di cura, ma anche nei luoghi della privazione della libertà, perché la dignità umana non può essere calpestata, la dignità umana non può essere negata, le persone devono essere rispettate. Quindi ora passo la parola a Roberto che introduce Antonio Esposito. Grazie. Allora, non è la prima volta che Antonio è nostro ospite qui in Sardegna. L'ultima volta ci siamo visti, mi pare, ad Assemini durante il mese l'ultima edizione del mese dei diritti umani, proprio all'interno di un dibattito sulla salute mentale, in cui abbiamo affrontato anche il tema delle cattive pratiche e della contenzione. Questo lavoro nuovo di Antonio è un lavoro che parla di corpi, di storie di corpi legati, corpi vissuti, mortificati, vite spezzate, progetti spezzati dalla contenzione, che attraversano testimonianze, dialoghi e riflessioni. Pur non essendo un atto terapeutico, la contenzione meccanica, cui si associano quasi sempre quella ambientale e quella farmacologica, è ancora oggi utilizzata nei reparti ospedalieri, psichiatrici e non solo, e in molte strutture residenziali per anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche.
Questo lavoro è frutto di un progetto di ricerca che si chiama Storie di corpi legati, dal manicomio ai reparti psichiatrici ospedalieri, la persistenza della contenzione meccanica in psichiatria ha una prospettiva bioetica. Antonio Esposito è un saggista, un ricercatore indipendente, ha lavorato con alcune istituzioni universitarie e altri enti di ricerca. Tra le sue pubblicazioni sulla questione psichiatrica ricordiamo Le scarpe dei matti, pratiche discorsive, normative e dispositivi psichiatrici in Italia, e con Dario Stefano Dell'Aquila, anche lui è stato nostro ospite qui a Cagliari, Cronache di un manicomio criminali. Di manicomio criminale. Per Sensibile alle Foglie ha scritto nel 2017, sempre insieme a Dario Stefano Dell'Aquila, la storia di Antonia, un viaggio al termine di un manicomio. E nel 2023 ha curato con Dell'Aquila e con Roberta Moscarelli la nuova edizione del libro di Sergio Piro, Esclusione, Sofferenza e Guerra, tesi provvisorie sulla guerra, sull'esclusione sociale, sulla privazione dei diritti e sulla sofferenza oscura, un libro che è tra i miei libri preferiti perché è stato scritto, ha fatto un po' da cornice a quelle che erano le giornate, insomma è uscito dopo Genova, dopo quella drammatica esperienza di quel luglio sanguinario del 2001 a Genova, che però, a parte il sangue, ha per noi della nostra generazione, per gli attivisti e gli attiviste della salute mentale, in generale gli attivisti e le attiviste che si battono contro le istituzioni totali per il superamento non solo della contenzione, ma di tutte le pratiche coercitive. Rappresenta un po' una piccola Bibbia quel libro, scusate se utilizzo questo termine suggestivo, però per me è così. Mi capita spesso di riprenderlo. Tra l'altro è un libricino che vi consiglio di prendere, perché è piccolissimo, ma le sue pagine sono veramente preziose e attuali. Antonio. Esclusione, Sofferenza e Guerra, Sergio Piro. Antonio Esposito. Qualche coppia. Prima di ringraziare, sì, è un libro piccolino scritto da un gigante. Quando i libri sono scritti dai giganti, in genere sono sempre particolarmente preziosi. Sergio lo è stato per tutto il movimento di superamento dei manicomi, non solo, in particolare per il Meridione, per la Campania. Sergio Piro è stato per noi quello che Basaglia forse ha rappresentato al centro-nord. Scusatemi la voce, ma i viaggi in treno e in aereo mi hanno praticamente regalato un raffreddore notevole, e quindi quel libro in realtà poi è un libro per tesi, ed è un libro che è corale, un libro collettivo, scritto da questo collettivo che era fatto da persone con sofferenza psichica, da persone che vivevano dei momenti o delle forme di esclusione, e Sergio si prese la briga di raccogliere, diciamo, tutte le proposte che venivano all'interno di questo collettivo in vari anni di lavoro, e sistematizzarle proprio come se fossero delle tesi germaniche, per cui per questo è un libricino molto piccolo, è un libricino densissimo, però davvero in ogni parola ci sono tantissime cose. E poi, siccome Sergio viveva il dramma di essere un autore del sud, e quindi molte case editrici dopo i primi lavori lo hanno praticamente abbandonato, e poi anche perché era molto legato a Napoli. Sergio pubblicava in questa casa editrice, La Città del Sole, che era a Napoli, quindi dopo un po' quel libro era disperso perché si esaurì e non venne ristampato. Per cui nel periodo della sindemia da Covid, noi che cercavamo un po' delle bussole per provare a capire come muoverci in quella situazione che ci sembrava così assurda, ritrovammo in quel libricino proprio una sorta
di stella, no? Insomma, da seguire e di costellazioni da seguire. E quindi da Stefano Dell'Aquila e Roberta Moscarelli, e con l'introduzione di Teresa Capacchione, che ha lavorato con Sergio Piro, poi lo abbiamo riedito con Sensibili alle foglie. Sì, Alberto ha ragione, è un libro davvero molto bello, come possono essere molto belli i libri, perché appunto viviamo talmente in un momento di sconforto e di tristezza, semplicemente a pensarci, che è molto complesso, veramente molto complesso, che però è bello, insomma, immaginare che poi i libri possano lasciare dei semi che possano fare primavera. E anche perché appunto poi come cantava di Andrea Primavera non bussano e entra sicura, e probabilmente insomma dei libri, dei semi possono spargersi, perché è vero che viviamo un momento complicato, un momento difficilissimo, un momento di esclusione, sofferenza e guerra, che si ridestano in maniera quasi violenta fin dentro appunto le nostre vite quotidiane. Ed è un momento in cui molti dei paradigmi che noi credevamo saldi, no? Che a partire da quelli dei diritti umani proprio, sembrano un po' sgretolarsi dietro anche la ferocia dei governanti, di tanti nostri governanti. Però è anche vero che questo forse disvela anche alcune cose che probabilmente valevano solo per una parte del mondo, per piccole parti del mondo, per gruppi di persone, ma sui quali, se veramente noi li sentiamo come paradigmi da dover tutelare, probabilmente è necessario ridestare la possibilità di stare insieme, di ripensare, di mettere anche in piedi degli strumenti che possano in qualche modo servire per ricostruire, perché quella primavera non sia vana, perché le primavere possono essere anche vane, nonostante entrino sicure, però lasciano comunque un odore, che è un profumo, che è il profumo in questo caso secondo me il profumo della libertà, della dignità, e il profumo in questo caso specifico, no? Della cura, che è una parola essenziale, perché poi questo libro, che è un libro anche questo molto complesso, molto difficile, per il quale sono stati necessari, diceva Roberto, più anni, 3 anni di lavoro. Una cosa che è stata forse la cosa più complicata che ho scritto, perché è una cosa molto banale, perché è un libro che va dentro delle storie di dolore, e quando si entra dentro le storie di dolore è difficilissimo riuscire in qualche modo a non violentarle ulteriormente, perché si corre sempre il rischio di costruire su quelle storie un ulteriore esercizio di potere, storie che hanno già subito, no? Una violenza, che hanno già subito forme di esclusione, che hanno già subito fin sui corpi delle persone che le hanno vissute, delle forme così forti, violente, di deprivazione dell'umanità stessa. E allora entrare in quelle storie è complicato, veramente molto complicato. E io ne ho buttati 3 di libri prima di scrivere questo, li ho buttati perché mi sembrava di non trovare la chiave, mi sembrava in qualche modo di essere stato io stesso ripropositore di un certo sguardo. Non so se poi alla fine sono riuscito a fare diversamente. Mi hanno aiutato sicuramente le persone che con me, perché anche questo è un libro collettivo, ci porta il mio nome perché sono egocentrico e sono grosso, e quindi ho deciso di metterci il mio nome, ma in realtà è che viene fuori appunto da questo progetto di ricerca che è stato sostenuto dall'Istituto di Studi Politici San Pio V, ma perché però ad un certo punto io mi sono reso conto che Sergio Piro aveva ragione, che per occuparti di determinate questioni probabilmente devi ritrovare una collettività, devi ritrovare delle persone con cui dialogare, devi riuscire anche a mettere il tuo ego in secondo piano. E ho avuto delle compagne e dei compagni di viaggio in questo libro che sono stati preziosi, una qui a mio fianco che è Gisella, con cui appunto abbiamo poi ricostruito la storia di Bruno, a cui lei ha accennato, e ce ne sono tante altre e tanti altri
Qualcuno, ve lo dico perché più che raccontarvi del libro forse vi racconterei 2 o 3 storie che sono nel libro. Sì. Perché è un libro che per la prima parte, tra l'altro in questo libro poi ci sono anche delle testimonianze predirette, no? Che sono raccolte proprio dalle persone che hanno vissuto la contenzione. Perché io questo vorrei, cioè questo probabilmente non è un libro sulla contenzione. Io me ne rendo conto adesso, andando un po' a presentare in giro, che non è proprio un libro sulla contenzione. Anche perché se noi pensiamo alla contenzione, che è sempre poi una parola tecnica, che cos'è contenzione? No? La contenzione vuol dire legare le persone, braccia, gambe, probabilmente anche il busto sul letto e lasciarle lì legate. E ogni volta vi chiedo sempre di immaginare almeno per un minuto di rimanere legati voi in un luogo, fissi anche sulla sedia dove state sedute e non potervi muovere. Che cosa per un minuto questa impossibilità di muovere un braccio, una gamba, di avere un corpetto che vi blocca su quella sedia, che cosa questo possa determinare? Quando parliamo di contenzione, e questa è solo la contenzione meccanica, a cui però oggi si aggiungono la contenzione farmacologica, la contenzione chimica, cioè non l'utilizzo dei farmaci, ma l'utilizzo sbagliato dei farmaci. Il ricorso eccessivo ai farmaci come se fossero l'unica possibilità risolutiva di una sofferenza. E la contenzione ambientale, cioè organizzare banalmente un luogo perché non sia possibile per una persona esprimere quello che sente. Queste 3 dimensioni non raccontano di una pratica. A me non interessa parlare di una pratica, perché sì, che la pratica sia bella sia brutta, è stato scritto, raccontato. L'hanno fatto anche persone secondo me più autorevoli di me, scientificamente. È un tema affrontato dal Comitato Nazionale di Bioetica, che già 20 anni fa, ormai quasi, insomma, non sono 20, sono 15, diceva guardate che è una pratica che va superata. La Corte di Cassazione, affrontando una storia che magari vi accenno dopo, di Francesco Mastrogiovanni, dirà guardate la contenzione non è mai un atto terapeutico, non può essere mai considerata una cura, può essere esclusivamente un'azione cautelare. La Cassazione dirà messa in campo per un momento strettissimo di tempo, laddove è strettamente necessario e comunque continuamente monitorata, giusto per essere chiari. Io invece sono convinto che la contenzione non vada mai applicata, che si debba arrivare ad un divieto della contenzione anche normativo, perché questo è un aspetto, anche questo è un aspetto sul quale spesso ci sono dei fraintendimenti. Perché si pratica ancora la contenzione? Perché voi cioè, innanzitutto dove si pratica? Nei manicomi? No, perché i manicomi li abbiamo chiusi. Quindi dove si pratica? Negli ospedali pubblici. Cioè voi ci sono delle stanze, delle camere negli ospedali pubblici italiani dove voi trovate delle persone che sono legate ai letti. Questo accade nei reparti di psichiatria, ma non solo nei reparti di psichiatria. Accade tantissimo nei reparti di geriatria, con i vecchietti, accade nei pronto soccorso, accade nei reparti di medicina generale. In questo libro c'è un racconto che io trovo estremamente significativo, molto importante, fatto da Marga Romagnoni, che è un'antropologa, un'attivista, che racconta come il padre abbia subito una contenzione violentissima all'interno di un reparto di medicina generale. Perché viene, quindi i luoghi sono quelli, poi ci sono le residenze, no? Lo diceva prima anche Gisella, ci sono le residenze per anziani, ci sono le comunità terapeutiche, ci sono tantissimi centri di cosiddetta riabilitazione, come quello dove ad esempio è rinchiuso Bruno, o che vengono nominati tali centri di riabilitazione, ma poi bisogna capire che cosa si intenda per riabilitazione. Perché si lega? Quante persone sono legate? Questo non lo sappiamo perché non esiste un dato. Di certo però noi oggi sappiamo che sono in un regime di, fra virgolette, internamento, cioè sono stati deprivati della propria libertà sul presupposto di cura, di sicurezza,
almeno 300.000 persone, fra le 300 e le 350.000 persone, considerando in questo numero chiaramente le persone che sono in casa di riposo, le persone, quindi gli anziani, le persone con disabilità psichica, le persone con disabilità fisica, che sono in un regime appunto di internamento. Ed è un regime che è sostanzialmente illegale, questo va detto, cioè nel senso che non c'è nessuna norma che giustifichi il fatto che un vecchietto non possa uscire dalla RSA o che debba mangiare alle 5 del pomeriggio e debba mangiare legato sulla sedia sulla quale sta. Tutto questo non appartiene a una norma, appartiene però a una reiterazione delle cose che si fanno. È chiaro che quando questo avviene per degli scopi precisi. Allora provo a raccontarvi questi scopi partendo da due storie. La prima mi sta particolarmente a cuore, Gisella, lo sa? Di Wissem, assolutamente, avrei chiesto anch'io, certo. Perché è una storia che tiene dentro più aspetti, non solo quello della salute mentale, non solo questo ragazzo di 26 anni, Wissem Ben Abdellatif, che è un ragazzo che viene da Kebile, un paesino al centro della Tunisia, dove non si parla tra l'altro neanche il francese come lingua veicolare, quindi lui conosce solo l'arabo, che un giorno si mette in viaggio perché non si mette in viaggio, non so se voi avete visto Io Capitano, insomma, qualche sera fa. Allora Wissem si mette in viaggio, perché si mette in viaggio Wissem? Perché vive in un paese, la Tunisia, che da quando insomma ci sono state quella che noi chiamiamo la primavera araba, ho fatto il paragone con Io Capitano per dire non è che sta scappando da una guerra in corso, però Wissem ha un sogno, che è il sogno di poter vivere meglio e è il sogno di poter far stare meglio la sua famiglia. Tra l'altro vive in un paese, la Tunisia, dove a seguito appunto di quello che è accaduto dopo la cosiddetta primavera araba, c'è un regime che ha fortemente costretto la vita delle persone, ha eliminato tutta una serie anche di garanzie e di diritti, ha determinato che un'intera generazione andasse via da quei luoghi. Sono partiti tantissimi ragazzi dalla Tunisia e come tanti ragazzi è partito anche Wissem, non avendo però l'idea di arrivare in Italia. Per lui l'Italia era uno scalo per poi andare in Francia, dove avrebbe raggiunto dei suoi parenti. Tra l'altro ci tengo a dire che la storia di Wissem è una storia che poi viene raccontata perché c'è stato l'impegno di attiviste e attivisti a partire dalla campagna Lasciateci entrare, c'è Francesca qui, da Mehmet, da Memoria Mediterranea, cioè ci sono delle persone che comunque non si sono arrese alla banalità di quello che stava accadendo, perché quando Wissem arriva e sbarca a Lampedusa viene immediatamente portato all'hotspot, che sono questi luoghi dove si verifica la prima identificazione. Ora era un periodo particolare, siamo già in piena crisi pandemica e quindi il governo italiano, fra delle altre cose, si era inventata anche queste navi quarantena, cosiddette navi quarantena, non so se ve le ricordate, ma erano queste grandi imbarcazioni private che ci sono costate centinaia di milioni di euro, all'interno delle quali i migranti che sbarcavano venivano portati. Erano dei veri e propri luoghi di deportazione extraterritoriali che però ci sono serviti, insomma, per tenere un po' come adesso abbiamo un po' più lontano, diciamo, i luoghi in Albania. E tra l'altro c'è stato appena un decreto oggi, un decreto che ci dice che in Albania potranno andare anche i migranti che sono attualmente nei CPR. Ma questa è un'altra storia. Torniamo a Wissem. Wissem quindi esce dall'hotspot, ha avuto delle notizie molto molto frammentarie, non ha compreso bene come poter portare la sua domanda di protezione umanitaria e quindi è convinto di poterlo fare anche sulla nave quarantena, ma in realtà appunto quel confinamento è già disposto come qualcosa che è proteso verso il successivo internamento in un CPR, in un centro per il rimpatrio. Wissem su quella nave fa anche un video in cui chiede alle persone perché si trova lì, che cosa ne sarà di lui. Quello che ritorna sempre in questi, Wissem fa 2 o 3 video
nelle cose che fa, manda un messaggio, nelle cose che scrive o che insomma Wissem comunque registra, è questo totale spesamento, cioè questo non sapere perché gli sta accadendo quello che gli sta accadendo, quali sono i motivi che hanno portato quel ragazzo ad essere rinchiuso in questi luoghi. E lui con altri suoi compagni ripeterà spesso: però non ci rimpatriate, non ci fate fare il giorno dell'oca, fino a dire appunto no, meglio morti. Wissem quindi dalla nave quarantena poi viene spostato nel CPR di Ponte Galeria a Roma, e in tutti questi passaggi Wissem è ben presente a se stesso. Ci sono tanti di certificati medici in cui si dice che la persona orientata nello spazio e nel tempo sta bene. Può essere, questa cosa poi è abbastanza particolare, no? È adatto alla vita ristretta, che è una formula che io trovo in qualche modo meschina, ristretta. Quando si entra in una comunità come un CPR, che c'è bisogno di un certificato medico che dica che quella persona può stare in un luogo. Io immagino quale medico non possa effettivamente, no? In che modo si faccia definire che una persona possa essere adatta a una vita ristretta. Quindi Wissem viene portato al CPR di Ponte Galeria, dove è adatto a una vita ristretta. In questo luogo tolgono via immediatamente anche i cellulari, però un migrante riesce a conservarne, un compagno di Wissem riesce a conservare o ad avere comunque, a fare entrare un cellulare con il quale le persone che sono lì rinchiuse riescono a fare 2 video nei quali denunciano le condizioni nelle quali sono costretti a vivere, e si vedono delle immagini che sono, io ci sono entrato, insomma, Francesca, in un CPR. Il CPR è quello che ripropone in modo più plastico il manicomio, per certi versi. Quando andai al CPR di Brindisi, ricordo questo spazio che più o meno era grande come questa sala, tutto recintato con questa rete, con una rete metallica, e queste persone che erano sulle sedie, gran parte delle quali zombizzate, perdonatemi il termine, però era tale l'utilizzo degli psicofarmaci in modo molto forte che queste persone erano veramente piegate sul loro stesso, era veramente rivedere delle scene che si erano viste in manicomio. E Wissem, perché sono luoghi che gli iatrogeni, cioè il CPR è un luogo che produce sofferenza, così come il carcere. Ma il CPR, la grande differenza tra il carcere e il CPR è che il CPR non ha neanche una motivazione per la persona, cioè mentre la persona che è in carcere, poi possiamo discutere, no, della bontà, cioè della necessità del carcere, ma al di là di questo, però la persona che è in carcere ha commesso un reato, quindi c'è una logica per cui è entrato in carcere. Una persona in un centro per un rimpatrio non ha commesso nessun reato. Wissem non ha commesso nessun reato, l'unico reato che ha commesso è essere andato in Tunisia e essere venuto in Italia. E quando arriva al CPR di Ponte Galeria, vivendo questa condizione, l'unica cosa che queste persone hanno per poter protestare è il loro corpo. Perché in tutte quelle che sono le istituzioni totali, carceri, manicomi, CPR, il corpo della persona internata è l'unico strumento che quella persona può utilizzare per denunciare la violenza di quel luogo. E così queste persone che sono lì internate, rinchiuse, iniziano uno sciopero della fame. Per questo saranno particolarmente attenzionate dalle forze di polizia. Ci sono vari racconti su quello che è accaduto. Ad un certo punto Wissem inizia ad avere dei problemi, una sofferenza che si esprime in modo sempre più evidente. Scusate. Si esprime sempre in modo più evidente, tant'è vero che c'è un primo rapporto del servizio socio-psicologico del CPR che dice che questo ragazzo ha iniziato ad avere un comportamento, anche qua perché i termini sono sempre particolarmente interessanti, un comportamento non idoneo al luogo in cui si trova.
Poi specificano: ha gettato via la mascherina per il Covid. E immaginate delle persone che sono chiuse in delle gabbie, il cui comportamento idoneo è quello di tenersi comunque la mascherina oppure no. Può sembrare una cosa banale, ma nelle scritture, questo si impara vedendo questi luoghi, si nascondono quelle che sono le pratiche, i meccanismi dispositivi che queste strutture determinano. Vissem inizia a sentire delle voci, inizia a stare male, inizia ad essere agitato, probabilmente sicuramente gli prescrivono dello Xanax, probabilmente anche altri psicofarmaci, ma non perché si trova riscontro dello Xanax, sì, di altri psicofarmaci nel CPR no, ma è probabile che ci sia, perché appunto nei CPR i psicofarmaci si utilizzano in modo rutinario, non perché ci sia una specifica sofferenza, ma perché si immagina di poter in qualche modo attenuare chimicamente quel dolore che viene dalla situazione di cattività in cui sono posti. Ci sono varie relazioni, provo a stringere. Vissem arriva finalmente dopo oltre un mese che viene richiesta la visita, perché tutto questo non è che nei CPR ci sono i medici del Servizio Sanitario Nazionale, ci sono dei medici che però sono assunti dalle cooperative. Quindi se c'è necessità di fare una visita, di avere un riscontro sanitario, si deve chiedere al Servizio Sanitario Nazionale con cui si è convenzionati. Quindi Vissem fa una visita al centro di salute mentale, una prima visita si ipotizza un disturbo schizoaffettivo, si dice che sarebbe necessario un approfondimento in ospedale. E uno dice, vabbè, allora se gli hanno scritto questo, poi no, lo riportano al CPR. C'è un medico che dice questo ragazzo non sta bene, la risposta è vabbè, lo riportiamo al CPR. Passano ancora altri giorni, la situazione di Vissem peggiora, fa una seconda visita, e in questa seconda visita questa volta il medico dice no, accerta questo disturbo che lui chiama schizoaffettivo, che può dire tutto e non può dire nulla, è una di quelle etichette, però c'è una sofferenza evidente di questo ragazzo che dice c'è qualcosa che mi scoppia nella testa. Viene riportata questa sua frase e quindi decidono di ricoverarlo, e anche questo mi fa impressione, perché è un ricovero che avviene con questa ambulanza che è scortata dalla Guardia di Finanza, che arriva in un ospedale pubblico senza che nessuno si preoccupi mai nemmeno di fare un banale TSO. Cioè questo ragazzo non viene ricoverato secondo quello che prescrive la legge, un trattamento sanitario obbligatorio, viene ricoverato per questa situazione di emergenza, questa situazione di urgenza, questo stato di necessità. Questa è la parola che interna. Viene ricoverato per stato di necessità. Viene ricoverato prima in un ospedale, al Grassi, dove entra. E anche qui, al pronto soccorso, si dice, sì, la persona è parzialmente collaborante, iniziano a fare la terapia, lo mandano nell'SPDC, cioè nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura, e in questo reparto psichiatrico di diagnosi e cura scrivono, siccome con questo ragazzo non riusciamo a parlare perché Vissem parla solo l'arabo, e loro provano banalmente con un cellulare a fare la traduzione, perché in quell'ospedale non c'è il mediatore culturale, quindi provano col cellulare, il cellulare non conosce molto bene l'arabo evidentemente, o comunque non riescono a fare, quindi scrivono per barriera linguistica, siccome non riusciamo a entrare in relazione con questa persona, la leghiamo. E la legano braccia e gambe, lo legano braccia e gambe. Vissem inizia ad essere legato braccia e gambe quando arriva in questo ospedale e continua ad essere legato fino a per tutto il giorno successivo. Quindi c'è un primo giorno tutto il giorno legato, il giorno successivo tutto il giorno legato, il terzo giorno ad un certo punto alle 11 del mattino dicono no, il ragazzo è un po' più collaborante, e quindi lo slegano. Dice, è successo qualcosa? No, è che per competenza territoriale Vissem deve essere spostato in un altro ospedale. Questo è il Grassi di Ostia e lui dovrà andare invece al San Camillo di Roma. Siccome lo devono spostare, lo debbono slegare. E quindi viene slegato paradossalmente in l'unico momento in cui era razionale tenerlo legato, perché sarebbe stato il trasporto in ambulanza, che poteva essere pericoloso, e quindi
Vissem però è tranquillo anche quando lo slegano, per cui per mezz'ora, 40 minuti viene slegato, arriva al San Camillo di Roma, la prima cosa che fanno qual è? Lo legano. Lo legano di nuovo. Piccolo particolare che ho dimenticato di dirvi, il primario dei due SPDC è lo stesso. Infatti. È lo stesso primario. Lavora su 2 SPDC, quindi arriva al San Camillo di Roma e al San Camillo di Roma la cosa più assurda è che non gli danno neanche una stanza. Vissem viene legato e messo in un corridoio sul letto sovrannumerario. Ho dimenticato un particolare: quando entra al Grassi, il primo ospedale, gli fanno le analisi. C'è un dato che colpisce molto, che è quello della creatina fosfochinasi, la CPK. È un tipo di valore che dice se c'è una sofferenza muscolare, a volte anche una sofferenza cardiaca. Se particolarmente elevato ci potrebbe essere un danno elevato al cuore o addirittura al cervello. Per Vissem, quando entra al Grassi, è di pochissimo superiore alla norma, ma insomma non desta nessuna preoccupazione, giustamente. Però è importante tenerlo a mente, perché al San Camillo, quando si aggiungono altri giorni di contenzione, quel dato che inizialmente era di 276 arriva a 7196, 35 volte superiore al range di riferimento. Cioè c'è una sofferenza muscolare cardiaca evidente già in questo ragazzo, probabilmente correlata all'utilizzo delle fascette, al fatto che era legato e alla terapia che stava assumendo. E allora uno pensa, vabbè, c'è questo dato, c'è un dato empirico, si saranno preoccupati i medici. Non ne tengono molto conto. Il primario, tempo dopo, dirà, vabbè, è un dato normale per chi subisce la contenzione. La questione è che non gli fanno neanche l'elettrocardiogramma, perché non sono capaci di fargli l'elettrocardiogramma, perché non ci sono, perché è in corridoio. Certo. E quindi poi ci sono, questa è la storia, poi c'è un'altra narrazione della storia che è attraverso i diari degli infermieri che io ho letto e che sono riportati in parte nel libro, dove ci sono delle cose per cui uno comprende che cosa avviene. Cioè, ad esempio, ad un certo punto l'infermiere riporta il paziente ricoverato ha delirato tutta la notte. E io ho pensato allora che questo infermiere doveva essere poliglotta e conosceva l'arabo. Perché se questo ragazzo parla solo arabo, ma io come faccio a sapere che quel ragazzo ha delirato? Certo. Che quello fosse un delirio. Anche perché in tutto questo, ed arriviamo a una mattina specifica, Vissem, dopo 4 giorni di ospedale legato e quant'altro, ancora non ha incontrato nemmeno una persona con cui parlare, perché al 4° giorno scrivono: è arrivato finalmente il mediatore culturale, ma non ci è riuscito a parlare, perché il paziente è sedato e quindi, tra l'altro, il paziente è sedato. C'è una cosa particolare, quando arriva al San Camillo, poi dei passaggi a volte li perdo un po' la stanchezza, ma quando arriva al San Camillo sulla cartella clinica riportano questa frase che secondo me è: si lega perché è sedato, che sfida veramente la logica, cioè si lega perché è sedato. È possibile che una persona sedata quindi debba essere anche legata? In realtà questo è uno dei miti che ci aiuta. Ecco perché a volte no, anche le cose più negative, però a volte possono essere importanti, perché questo ci aiuta a sfatare un mito, cioè si lega per non sedare le persone. No, si sedano le persone anche quando sono legate, vengono legate anche quando sono sedate, e si sedano anche dopo, perché effettivamente poi dopo è difficile riuscire a gestire la rabbia di una persona che è stata legata quando poi deve essere slegata. Arriva la notte dopo la mattina in cui questo mediatore culturale neanche non è riuscito a parlarci, di notte ad un certo punto si rendono conto che Vissem è in arresto cardiocircolatorio, arriva il medico rianimatore e alle 4 del mattino ne constata la morte il 28 novembre. Vissem ha vissuto 100 ore legato.
100 ore di contenzione, con 40, frammezzati da 40 minuti in cui non è stato legato. 100 ore. 100 ore continuative di un ragazzo che da quando è arrivato in Italia non ha mai avuto un momento di libertà. Mai. Non ha mai visto riconosciuto una volta i suoi diritti. Ed è talmente bestiale tutto quello che gli accade che quando muore e devono fare l'autopsia perché effettivamente c'è una morte, non avvertono neanche la famiglia. La famiglia sarà avvertita solo giorni dopo dall'ambasciata tunisina, a cui l'ospedale ha mandato il referto. La famiglia viene a sapere della morte del figlio e dell'autopsia che c'è stata solo giorni dopo. Si è costituito poi un comitato verità e giustizia, di cui appunto fanno parte l'Asciate Centrale, l'Associazione Sergio Piro, l'Associazione Franco Basaglia e una serie di persone, di attivisti, insomma c'è stata l'adesione dell'UNASAM, c'è stata l'adesione di tante associazioni, di tante persone singole. Perché si è composto questo comitato? Per chiedere verità e giustizia. Che cosa significa? Significa che leggendo quei diari clinici, perché il problema è quello, cioè noi possiamo dire, vabbè, Wissem è morto di arresto cardiocircolatore, il che è vero. Quel ragazzo è morto di arresto cardiocircolatore, come tutti. La questione è che cosa l'ha determinato. E noi possiamo immaginare che sia la responsabilità di un singolo, però non è questo, o di un gruppo di persone, però non è su questo che vorrei si focalizzasse la nostra attenzione. Non è sulla responsabilità giudiziaria, quella poi ci sono gli organi inquirenti che si spera possano fare giustizia, si spera perché l'inizio non è dei più promettenti, perché sono cambiati 3 pubblici ministeri nell'inchiesta che quando è iniziata si è arrivato prima a iscrivere nel registro degli indagati medici e infermieri, poi alla fine è stato rimandato a giudizio solo un infermiere che gli ha dato un farmaco che non era prescritto in cartella clinica e che il PM ha presupposto insieme agli altri farmaci abbia determinato poi il collasso per Wissem. Così come per una ragazzina morta a Bergamo, Elena Casetto, anche questa storia ricostruita, adesso non me la racconto qui, però alla fine questa ragazzina di 19 anni che muore bruciata viva in un ospedale di Bergamo, l'ospedale, quello del Covid, famoso, che tutti quanti abbiamo visto, Elena Casetto muore in quell'ospedale nel 2019, non 40 anni fa, bruciata viva, perché aveva provato, questo lo accerteranno i vigili del fuoco, a sciogliersi le fascette con un accendino che aveva nascosto. E questa ragazza muore arsa viva, così come esattamente 40 anni prima era morta arsa viva Antonia Bernardini nel manicomio criminale di Pozzuoli, perché poi queste pratiche sembrano rimanere e determinare un identico che si reitera sempre. Però, e in quel caso, nel caso di Elena Casetto, l'APM, in quel caso, alla fine rimandò a giudizio 2 poveri cristi, anche loro, 2 addetti alla sicurezza di un servizio dato in appalto che erano quelli della sicurezza antincendio. Per cui secondo l'APM sarebbero stati questi 2 poveri cristi a non essere intervenuti per tempo e come si deve per spegnere l'incendio. Fortunatamente il giudice che ha affrontato quel processo ha chiesto che si rivedessero anche le indagini e quindi ha restituito tutto l'incartamento alla procura, perché effettivamente quella conclusione è una conclusione assurda, no? Cioè io ho l'ultima ruota del carro e provo a dare la colpa a quel... Io adesso non voglio dire la responsabilità quindi nel caso di Wissem è dell'infermiere, non è dell'infermiere, non è questo l'ambito che mi interessa. Però da quei diari degli infermieri che raccontavamo prima emerge un reparto nel quale rutinariamente si viene legati, giorno dopo giorno. Si viene legati perché si è litigato con un altro internato, si viene legati perché si è risposto male all'infermiere, si viene legati perché si è nascosto un accendino. In quel reparto, nei giorni in cui sta Wissem, scappano 2 persone che scappano da un reparto ospedaliero, che fuggono e di cui non si ha più notizia.
È un reparto dove le finestre sono sempre chiuse, c'è sempre la luce artificiale, lo accerterà anche il garante nazionale per i diritti dei detenuti in visita. È un reparto all'interno del quale anche le parole utilizzate riecheggiano, anche da parte degli operatori, degli infermi, sembrano riecheggiare esattamente quelle dei manicomi. Bisogna in qualche modo intervenire in modo pesante. Quindi non è quello che però mi interessa, cioè non è la responsabilità quindi del singolo che mi interessa. Nemmeno mi interessa, ve lo dico veramente con un po' di anche sofferenza, l'atto in sé. È chiaro che colpisce la ragazza di 19 anni bruciata sul letto, o la donna Antonia Bernardini, o un ragazzo di 26 anni che muore in un letto, ma non dobbiamo guardare quel momento per capire quello che è accaduto. Dobbiamo guardare tutto quello che ha preceduto quel momento. Qual è la cultura che tenevano quei servizi? Qual è l'organizzazione che tenevano quei servizi? Come si è arrivati a quella cosa? La contenzione non può sparire e dire è l'infermiere che gli ha dato il farmaco, non è causa effetto aristotelico. C'è una concatenazione di eventi che è stata l'una dietro l'altra e che poi ha portato a quell'ultimo atto finale. Ma quello è l'ultimo atto di una catena che nel caso di Wissem parte dal suo arrivo a Lampedusa. Nel caso di Bruno parte da quando era bambino. Nel caso di Elena Casetto parte dal momento in cui si struttura quel reparto ospedaliero dove tra l'altro legano normalmente anche i bambini, perché anche questo non è che legano solo gli adulti, legano anche i bambini. Al Bambino Gesù di Roma, reparto di neuropsichiatria così importante, legano i bambini. Anche al Gaslini di Genova. Anche al Gaslini di Genova legano i bambini. Perché legano? E qua arriviamo, ovviamente poi chiudo e do la parola a Sandro. Ci sono tante risposte. Si lega perché è routine legare, perché si è sempre legato. Si lega perché quella cultura di quel servizio è impostata guardando già quella persona come fosse un pericolo. Si lega perché è banale farlo, è la cosa più semplice. Si lega per questioni economiche. Nelle RSA, in tante RSA, si lega perché ci sono 2 operatori su 3 piani che di notte devono lavorare. E vi dico la verità, se io fossi uno di quegli 2 operatori, ma che faccio? Se io devo rispondere alla sicurezza di 150 persone ricoverate? Quando Marga Romagnoni mi racconta mio padre dopo essere stato legato, umiliato all'interno dell'ospedale, poi è arrivato nella RSA perché abbiamo dovuto recuperarlo, ci hanno chiamato e ci hanno detto lo possiamo legare. Lei e la sorella dicono no ad un certo punto e tuttavia il padre mantiene la fascetta addominale, non lo legano braccia e gambe ma mantiene la fascetta addominale. Poi provano a fare anche altre cose, ma perché legano? Perché appunto non hanno personale e perché manca una formazione del personale per provare a fare qualcosa di diverso. Io sono stato a Ravenna, lo racconto nel libro, che è uno degli SPDC dove non si lega, e mi ha colpito per alcune cose. Al di là poi ci sono esperienze ed esperienze, alcune belle, alcune brutte, ma non è questo. Però che cosa che mi ha colpito di quel posto? Perché è un posto dove prima si legava e oggi non legano più. La presenza dei familiari, che è costante, che possono starci tutte le ore, anche di fidanzati e delle fidanzate, dei giovani anche che sono ricoverati, che diventano sostegno, perché se è vero che posso avere un numero di personale insufficiente, posso chiedere sostegno a chi ha un'esperienza diretta e che può avere una cura. C'è una formazione continua degli operatori, una formazione relazionale, una formazione nella gestione della crisi, perché la questione sostanzialmente è detta molto asciuttamente, si lega perché altrimenti quella persona è pericolosa per sé e per gli altri. Questo scrivo. La questione è, ma se si lega, ma proprio temporalmente, un fatto temporale, se quella persona è agitata in quel momento ed è violenta in quel momento,
quella persona spaccherà delle cose, romperà delle cose sicuramente, ma nel momento in cui l'è legata, quel momento di agitazione è già passato, temporalmente. Cioè, si lega perché non si ripeta, perché quel gesto possa avere in qualche modo una sorta di impatto, la parola è sbagliata, però educativo. Cioè, si lega anche per punizione, per dire è sbagliato. Si lega perché non si è capaci di gestire quella rabbia in modo diverso. A Ravenna mi ha colpito molto, mi ha detto vabbè, si spacca, che dobbiamo fare? Si spacca, tra l'altro, se è pericoloso, ma non è un compito nostro. Si lega perché la psichiatria continua ad accettare un ruolo custodialistico, un ruolo di ordine pubblico, ma non sta scritto da nessuna parte che una persona che ha una crisi psicotica determinata da un abuso di sostanze, perché tantissime delle persone legate sono persone che utilizzano sostanze e che hanno una crisi. Ma la persona in crisi per assunzione di sostanze non deve andare in psichiatria. La psichiatria non c'entra niente. Quella persona deve essere gestita in medicina generale. Perché una persona che ha una crisi, tra l'altro perché è proprio pericoloso avere una persona che deve essere trattata in un determinato modo in un reparto che anche strutturalmente come macchinari non ha la possibilità di seguire tutta quell'evoluzione. Però la psichiatria li assume, li fa venire, li prende perché a volte li manda anche il pronto soccorso, perché poi legano già in pronto soccorso, perché addirittura li avevano già legati da parte delle forze dell'ordine. Quindi in realtà si lega perché è la cosa più banale. È la banalità del non può essere altrimenti. Io chiudo il libro con un auspizio che mi sono tolto, perché appunto poi c'è una grande discussione anche dopo la sentenza della Cassazione. Si può legare, non si può legare solo in determinate circostanze. Dei capisaldi li abbiamo. La contenzione non è un atto terapeutico e la contenzione è legale. Io su questo insomma, una posizione sulla quale molti sono contrari, ma non c'è nessuna legge che vieti la contenzione. Quindi la contenzione si può fare. È la scelta, è la responsabilizzazione delle persone che può determinare il fatto di avere o no qualcuno legato ad un letto. Ma non solo della questione legata ad un letto, cioè se si può avere o no la cura di quella persona. Perché la contenzione non ha mai a che fare con la cura, mai. Se ci mettiamo due di noi un po' più grandi, non abbiamo neanche la necessità di laurearci per legare qualcuno. La cura è qualcos'altro, la cura è relazione, la cura è stare con le persone e quindi mi sono tolto lo sfizio di scrivere un decalogo contro la contenzione. Una sorta di, come si era cristologico, insomma, il titolo, da laico e ateo, sono tolto lo sfizio di scrivere un decalogo contro la contenzione, perché guardate, a volte bisogna anche essere netti. Io ho imparato che il pensiero critico è sempre una cosa buona e giusta, però il pensiero critico a volte deve essere anche un coltello con cui tagliare le cose in modo lentamente. Io credo che in questo periodo storico così pesante ci sia la necessità di stare da una parte e non più per il tutto. E la parte è quella dei poveri cristi, perché chi ha subito la contenzione lo racconta sempre come una ferita che si porta dentro sulla carne nella propria vita, ancora di più se è donna, ancora di più se è donna. E con questo veramente chiudo. C'è una cosa che dice Alice Banfi, che ha scritto un libro meraviglioso, tanto scappo lo stesso, leggetelo, è veramente molto bello, che io ho sentito con Giovanna Del Giudice per questo libro, che racconta della contenzione che le è stata fatta addirittura in presenza di sua figlia di 14 anni. C'è stata legata con la figlia che guardava mentre veniva legata la madre. E Alice dice, ad un certo punto, dice, guarda, la contenzione in realtà è come uno stupro, come essere violentati. Lei è stata anche vittima di stupro,
quindi lo dice con una cognizione molto forte, perché dice: se io posso dire il corpo è mio, tu non puoi agire sul mio corpo, io lo posso dire anche se sono matta, perché quel corpo resta comunque mio. Allora ecco, io penso che attraverso queste storie, attraverso questi dialoghi, attraverso le cose bellissime che scrive Elio, che è un ragazzo di qui e che scrive, racconta la sua testimonianza, insomma, cioè, anche di contenzione. Anche di contenzione in un reparto ospedaliero, perché poi tutto questo non ce lo siamo detti, ma siamo in una città dove normalmente si lega. Qui negli ospedali, nei reparti psichiatrici dell'ospedale si lega, nelle RSA si lega anche un ragazzino, perché poi è piccolo Elio quando vive questa esperienza, come Elio racconta la sua esperienza di essere stato legato e che cosa voleva dire. E mi colpisce molto quando Elio poi scrive, mi dice, io tutta la notte gli ho chiesto vieni qui a slegarmi, ma non è venuto nessuno. Perché c'è questo, che una persona quando è matta, quando è un'immigrata, quando ha un'etichetta, quando è vecchia, nessuno più l'ascolta. In qualche modo è... Allora l'esercizio che qui è stato fatto non è tanto quello di restituire parola, perché quello io non sono capace, soprattutto mi sembra sempre un atto violento di potere, ancora una volta. Io credo che l'esercizio che invece io ho provato a fare, ma che tutti noi dovremmo provare a fare, è quello di restituire ascolto. Restituire ascolto a queste storie, provare a farci testimoni secondari dei sommersi e dei salvati. I sommersi sono Vissem, Francesco Mastro Giovanni, Elena Casetto. I salvati sono quelli che hanno attraversato questa storia, la portano come ferita, ma ancora in qualche modo possono raccontarla. Noi siamo testimoni secondari, possiamo riraccontare a nostra volta, anche se siamo pochi, anche se siamo tanti, non importa, però ognuno di noi può riraccontarla a tanti altri, può riraccontarla soprattutto ai ragazzi, che è una cosa in cui sono l'unica cosa importante veramente da fare. E quindi il racconto di queste storie però può nascere solo dall'ascolto delle vite che sono state spezzate dalla contenzione, ma dalla contenzione in quanto assenza di cura. Cioè di quelle vite, così riprendiamo dove siamo partiti, che sono state spezzate da esclusione, sofferenza e guerra. E noi oggi viviamo in un periodo in cui esclusione, sofferenza e guerra sono presenti in modo molto molto forte, massivo e continuo, ma non pensiamo mai che la guerra in Palestina o in altre parti, sul Sudan, in Ucraina, in altre parti del mondo, sia una guerra che è nata lì. Quella guerra, e questo ce lo insegnava Sergio Pico, è nata dalle condizioni di sofferenza e di esclusione che ciascuno di noi ha vissuto nel suo quotidiano, nella sua immediatezza, nella riproduzione di quell'esclusione, di quella sofferenza, di quella guerra. Da lì si sono preparate le condizioni per cui poi ci potesse essere una condizione più complessiva di guerra. Per chi volesse, se volesse, siccome ad aprile, l'8 aprile si apre il processo su Vissem, e noi proviamo in ogni modo ad essere ancora presenti, a non demordere, nonostante appunto sia imputato su questo povero Cristo, secondo me. Però è necessario che i genitori di Vissem abbiano una risposta, perché guardate, rimanere senza risposta è la cosa più terribile. Che quindi quantomeno ci sia una risposta da parte di uno Stato che si assume una responsabilità. Inutile dirvi che nessuno ha chiesto scusa a quel papà, a quella mamma. È inutile dirvi che il primario di quei due SPDC dopo questa storia non solo non è stato rimosso, ha avuto una promozione, è diventato direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Roma. Però l'8 aprile si apre questo processo, è importante esserci, per noi era importante che ci fossero anche i genitori di Vissem. Quindi come Comitato per la Giustizia per Vissem ci siamo impegnati ed è stato veramente un percorso di ostacoli difficilissimo a farli avere i visti, a prendere i biglietti aerei, a prenotargli i posti dove dormire, insomma
ci sono tutte le spese legali, c'è una possibilità di dare anche 1 euro, 5 euro, 10 euro per aiutare queste, non per aiutare, ma per fare in modo che questa storia che quelle persone il dolore di quelle persone possa avere ascolto. Questo. E che quella loro domanda di giustizia venga portata almeno in un luogo, in un'aula di tribunale, che a questo sarebbe depurato. E questo è ancora importante. Per cui c'è la pagina Facebook del Comitato per Vissè. Se volete andate là, trovate tutte le indicazioni, c'è anche un podcast che racconta un po' meglio di come ho fatto io stasera la storia. E grazie veramente per esserci qui e per questa possibilità di trovarci allo sguardo. Prima di passare un attimo la parola a Sandro, volevo dire qualcosa a proposito del bambino del Gaslini di Genova. Questo perché volevo sottolineare quello che diceva Antonio, no? Che il più delle volte nelle storie di contenzione non ci sono delle ragioni particolari che possono giustificare quella violenza sui corpi delle persone, cioè anche dalle tante storie insomma, che io raccolgo continuamente. La motivazione che appare più accreditata, diciamo così, è proprio la carenza di personale, l'assenza di personale di cura nei luoghi della cura. Questo bambino che è stato legato al Gaslini di Genova, io sono intervenuta su questa vicenda perché mi aveva chiamato al telefono una mamma che si trovava lì, in quell'ospedale, e che conosceva bene questa vicenda perché era lì. E quindi questo bambino, perché era stato legato? Perché questo bambino, a differenza di tutti i bambini che lì erano ricoverati e che avevano però il sostegno di un genitore, comunque di una persona, questo bambino non aveva nessuno perché proveniva da una comunità per minori. Quindi al bambino non era stato affiancato neanche del personale dell'ospedale, no? Che potesse stare col bambino, far compagnia al bambino. Quindi il bambino è stato legato. Perché? Perché è un bambino che probabilmente aveva anche una sua condizione di grande sofferenza e quindi anche di grande difficoltà a stare in un luogo di ricovero senza vicino una persona cara, neanche un operatore della comunità. E quindi questo bambino era aggressivo nei confronti delle persone, nei confronti degli operatori, e quindi lo legavano per questo. E questo bambino restava legato anche tutto il giorno. Quindi quando mi chiamano per dirmi questo, io scrivo alla garante delle persone private, no, alla garante dei diritti dei minori della regione Liguria, che interviene. Io le scrivo di domenica, perché la telefonata mi è stata fatta di domenica. La garante interviene immediatamente il lunedì mattina e scrive al direttore generale del Gaslini comunicando questa segnalazione che avevo fatto come UNASAM, per conto dell'UNASAM. Il bambino è stato slegato immediatamente, quindi appena la garante è intervenuta, il bambino è stato slegato e i familiari che mi avevano chiamato mi hanno riferito che non solo il bambino è stato slegato, ma che è arrivato tutto un gruppo di operatori per prendere il bambino e portarlo a giocare al parco dell'ospedale. Quindi cose che si potevano fare ben prima che il bambino venisse legato. Cioè al bambino dovevi semplicemente dare delle attenzioni,
non potevi pensare di tenere in un letto un bambino, no? Quindi lo hanno slegato, lo hanno portato al parco e il bambino era felice di stare al parco e non legato in un letto. E la direzione ha anche tentato di negare che il bambino era legato. Quindi l'intervento in questo caso di un rappresentante istituzionale è stato fondamentale per la liberazione del bambino, ma questo lo dico perché purtroppo accade che molti rappresentanti istituzionali, pur coinvolti nelle vicende, non intervengono. Questo è il punto. Perché se un giudice, un sindaco, un assessore, una persona che ha un potere, no? E una responsabilità intervenisse ogni volta che si segnala una condizione di contenzione, di privazione della libertà, probabilmente questo sistema che è molto diffuso, forse si ridurrebbe, forse si potrebbe anche eliminare. Quindi c'è davanti ad un abuso dei luoghi della cura anche una disattenzione proprio grave, una disattenzione inaccettabile da parte di chi ha ruoli istituzionali che potrebbe intervenire e far cessare questi abusi. Sandro? Non mi sento di avere parole, insomma, dopo tutto quello che abbiamo sentito, che viviamo tutti i giorni, c'è poco e nulla da aggiungere. Salvo fare i complimenti ad Antonio e ringraziarlo, perché in questo contesto avere ancora la forza, la capacità di produrre lavori scientifici che ci danno numeri e storie che per chi vuole sono strumenti importanti per capire cosa succede e perché succede, e quindi grazie ad Antonio, a tutti quelli che riescono ancora a non lasciarsi andare rispetto alle brutture, all'impotenza che viviamo rispetto alle cose che vanno sempre peggio. Ringrazio Antonio anche per l'umanità, perché oltre il rigore scientifico e la capacità di avere quella delicatezza nel raccontare storie dove c'è sempre il rischio di essere invadenti, di violentare un po' le persone. Infatti ho fatto un collegamento con un libro molto bello che è passato per le mani da poco, le storie delle lettere dei partigiani condannati a morte. Anche lì c'è lo stesso problema, che chi ha pubblicato il libro, racconto quelle lettere, aveva enormi difficoltà a non violentare e non entrare nell'intimità di quelle persone, spesso giovani, che sapevano che dopo poche ore sarebbero state fucilate e quindi si raccomandavano ai familiari più cari, alla moglie, ai figli, ai genitori, e quindi mi rendo conto di quanto è difficile, però importante, avere testimonianze di che cosa l'uomo è in grado di fare, sia nel male che nel bene. La contenzione è un po' la spia che ci dice tante cose su come funziona la società e soprattutto su come funzionano le istituzioni, e la psichiatria è la capostipite di questo atteggiamento poco umano e violento nei confronti dei corpi degli altri. Purtroppo la psichiatria, come è stato denunciato più di 50 anni fa, ci sono ancora libri che lo spiegano benissimo, da allora fino adesso si continua a pubblicare e spiegare come l'istituzione psichiatrica in particolare dà copertura a tante cose che di scientifico e di curativo hanno praticamente niente. E noi qui in Sardegna devo purtroppo riconoscere sempre che siamo orfani di qualcuno che ci ha fatto un po' da apripista. Si è nominato Basaglia, Sergio Piro e molti altri che in molte regioni italiane
hanno lasciato un'impronta, perché dal punto di vista culturale, dal punto di vista pratico, non dico che hanno aperto una scuola, però hanno creato e costruito delle realtà in cui poi la gente si è formata e ha continuato. Qui in Sardegna ci è mancato questo, e mentre si parlava di contenzione mi veniva continuamente alla mente una situazione che è vissuta nel periodo in cui c'era Giovanna Del Giudice come direttore del Dipartimento a Cagliari, un dibattito abbastanza violento e brutto dove psichiatri considerati democratici, se non addirittura vasaliani, erano assolutamente fermi nel ritenere che la contenzione è un atto medico. Per cui questo la dice lunga su come qui in Sardegna non abbiamo sviluppato in modo adeguato e coltivato e diffuso, insomma, tutto quel patrimonio culturale e pratico che da Basaglia in poi, fra Colotelli, eccetera, abbiamo avuto. Un'altra cosa che è importante è che, visto che tutti abbiamo il rischio di rassegnarci, di diventare indifferenti e quindi smettere di lottare, e invece è fondamentale, più le cose vanno male e più dovremmo attivarci, e per farlo c'è bisogno di stare insieme, di legarsi, quindi ci vuole molta umanità, molta fraternità e solidarietà. E così è l'unico modo per cercare di evitare di svolgere quel ruolo piccolissimo che però ognuno di noi può svolgere. Posso aggiungere una cosa? Sono stato già lunghissimo, quindi non ne vede, ormai vi ho sequestrato. E per rispetto a tutto questo che diceva Sandro, è vero che siamo orfani, però non necessariamente questo deve essere una scusante, anzi, nel senso che tra l'altro i grandi padri nobili possono anche essere traditi. La questione è come si fa. Sì, ci mancano dei punti di riferimento, è chiaro, ma la questione è noi che cosa cerchiamo dai punti di riferimento. Prima di trovare dei punti di riferimento, ma noi che cosa cerchiamo dai punti di riferimento? Quale domanda gli stiamo ponendo? Perché la questione non è tanto quale risposta abbiamo, ma noi come comunità, che domanda stiamo ponendo? Io non credo che noi abbiamo un po' disimparato a porre le domande giuste. L'impressione che io ho è che noi abbiamo disimparato a porre le domande giuste e che siamo un po' schiavi di una vittime anche di un certo, mi viene da dire, tafazzismo. Cioè, siamo pochi, non riusciamo a cambiare niente. Questa minoranza che non riesce, che è vero, figuriamoci, ma io non ho mai visto una maggioranza che è stata capace di cambiare le cose, mai. Sono le minoranze che probabilmente portano avanti delle idee, delle discussioni, che coltivano i semi della primavera, no? Delle cose da far nascere. E se queste cose non le facciamo, probabilmente perché noi non è che non siamo minoranza, noi non siamo più comunità. Cioè non abbiamo più lo sforzo di andare oltre la nostra porta. Per questo è importante che siamo qui. Perché ci sta un seme di comunità. E quel seme di comunità può essere comunque qualcosa da portare. Una parola che oggi non si usa più, no? Come speranza. Che sembra, non è la speranza, è una sorta di occhio di cuore, no? Il principio speranza è anche un principio per costruire. Io non lo legherei però più tanto alla fraternità, perdonami, so che capisco bene in che senso lo dici, Sandro. Ma inizierei a legarlo di nuovo alle lotte. Perché se alcune cose si sono determinate da partire dagli anni 70 anche dagli 180, perché ci sono state delle lotte che tra l'altro hanno saputo stare insieme. Le rivendicazioni delle donne, delle femministe, sulla salute mentale, i diritti dei lavoratori, no? Questa capacità di far stare insieme le rivendicazioni e le lotte. E questo è un dato fondamentale.
E mi permettete però di chiudere veramente con una storia almeno a lieto fine, cioè non a lieto fine perché nulla di quello che abbiamo raccontato a lieto fine, però di qualcosa che va in questo senso, a cui io tengo particolarmente. Cioè, oggi a Napoli c'è la prima città in Italia, è la prima città in Italia che ha una targa, che è dedicata ad Antonia Bernardini, Largo Antonia Bernardini, vittima della violenza manicomiale. La prima città in Italia. Mi può sembrare una cosa banale. Ci abbiamo messo 3 anni per farlo. Ci abbiamo messo perché è stato un comitato che ha supportato questa cosa, il sindaco, il cambio di toponomastica, un casino. Una cosa molto complessa. Però dopo 40 anni di silenzio su quella storia, pensare che da un libricino, in quel caso Storia di Antonio, scritto Storia di Antonia, scritto da Stefano Dell'Acqua, che da un libricino potesse venire fuori una cosa di marmo, quindi una cosa che resta là, non è la monumentalizzazione, è che è una targa che ha posta fuori l'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, in un luogo significativo che oggi tra l'altro è anche un luogo dove appunto è nata una collettività dell'ex OPG, una comunità che porta avanti una serie di azioni sociali molto importanti e che è molto frequentata dai ragazzi. E se dei ragazzi possono passare e vedere quello slargo, quella targa e chiedersi chi era quella donna, a me quella cosa sembra fondamentale. E soprattutto quando la figlia di Antonia Bernardini, perché poi per scrivere tutte queste storie la cosa è come fai a non chiedi anche il permesso di poterlo fare. E quando la figlia di Antonia Bernardini ha visto quella targa commossa, cioè, io non pensavo che si riuscisse a fare questa cosa. E lei diceva, quindi adesso mia mamma, la storia di mia mamma, cioè una risposta a quello che c'è stato, l'è stata là. Allora queste storie sono importanti anche perché altrimenti non sono raccontate. Io credo che sia una violenza sulla violenza. Il fatto che i poveri cristi abbiano delle storie che non vengano raccontate, che sono delle storie, è un lavoro che non finirà mai. Queste storie non sono esaustive della contenzione, meno della questione psichiatrica, però sono storie importanti, perché sono storie di persone che hanno vissuto il dolore. E quando hanno attraversato il dolore, tra l'altro causato dal potere, perché il potere, Bissem è morto con lo Stato tutto addosso. Pintor scrisse questa frase per la morte di Antonia Bernardini, disse questa donna è morta con lo Stato tutto addosso. Elena Casetto è morta con lo Stato tutto addosso, Bissem è morto con lo Stato tutto addosso, Franco Massogiovanni è morto con lo Stato tutto addosso, anche proprio fisicamente. Gli hanno fatto un TSO prima di ricoverarlo nell'SPDC, il reparto psichiatrico dove poi è morto, dove per prenderlo questo signore che era un maestro, i suoi bambini lo chiamavano il maestro più alto del mondo, ben voluto dai bambini, siccome era passato in una zona pedonale, insomma con la macchina, vabbè, comunque gli hanno fatto un inseguimento dove c'erano polizie, carabinieri, polizia locale, ambulanze. Addirittura a un certo punto, siccome lui arriva in un campeggio dove stava facendo vacanza, si va a tuffare a mare per scappare per non evitare il TSO, arriva la guardia costiera, ma manco fosse il più pericoloso latitante che esista per una persona a cui fare un TSO, a cui tra l'altro una persona che in quel momento chiede non mi portate a Vallo della Lucania perché lì mi ammazzano, ed esattamente è il luogo in cui lo portano, perché sempre è una questione di ascolto, non dare ascolto a quello che la persona in quel momento chiede, perché tanto è matto. E Francesco Massogiovanni muore dopo 87 ore legato ad un letto. C'è un film molto bello che di Costanza Quatriglio, si chiama proprio 87 ore, vedetelo, che attraverso, perché lì che cosa c'è stato? C'erano le telecamere di sorveglianza interne e hanno registrato tutto quello che è successo. Quindi è l'unico caso in cui abbiamo una testimonianza video. Questo ha fatto la differenza, perché si è arrivati poi in Cassazione ad una condanna di medici e infermieri che continuano a fare tutto il loro lavoro, perché non c'è stata la sospensione dal pubblico ufficio, quindi tutti continuano a lavorare esattamente dove stavano lavorando.
E provare a parlare oggi di contenzione a Vallo della Lucania, lo dico perché ci sto provando ed è una delle cose più difficili ancora che ci possano stare, perché in quel reparto a Vallo della Lucania continuano a legare dove è morto Francesco Mastrogiovanni. E questa è una bestemmia. Già la bestemmia come l'hanno fatto morire, una bestemmia ancora che si continua a legare. E la nipote di Francesco, Grazia, qui mi racconta, dice, quello che come familiari questa storia ha portato con sé. Perché quella sofferenza di quella persona, ma è anche di tutte le persone che con quella persona convivono quel dolore. Non è sempre così, perché ci sono anche familiari che invece dicono va bene legate, va bene abbandoniamolo lì. E su questo, e qui chiudo, io credo che veramente non sia pensabile avere una situazione come quella che vive Bruno qui, che sia ancora così come sia. Di Bruno è... Non è possibile avere una persona che vive ancora in quelle condizioni, soprattutto quando ci sta chi prende degli impegni e probabilmente dovrebbe poi anche dare una risposta. Sì. Infatti questa vicenda di Bruno è assurda, perché sulla vicenda di Bruno è intervenuta la garante Irene Testa delle persone private della libertà. C'è stato un grande anche interesse da parte della stampa, questa stampa che è così distratta, no? Il più delle volte su quella vicenda, forse perché la presentava la garante, insomma hanno provato a parlarne per un po' e poi di nuovo silenzio tombale. Ma le due denunce, i due esposti dell'UNASAM depositati in procura, quella è la cosa più incredibile. Quindi 2 esposti presentati, era certo anche il periodo del Covid, il primo, però l'ho ripresentata l'anno dopo, niente, insomma, sono stata ascoltata anche dai carabinieri dei NAS su richiesta del magistrato, ma niente, cioè non sappiamo assolutamente nulla, ma ne abbiamo investito anche la regione, l'assessorato regionale alla sanità, quindi cioè ne abbiamo parlato a lungo, e anche su questa vicenda di Bruno la motivazione è del servizio, ma anche dei familiari di Bruno. È necessario per salvargli la vita, perché lui ingerisce tutto quello che trova. Lo facciamo per salvargli la vita, cioè un essere umano costretto a vivere giorno dopo giorno, per anni, almeno 10 anni, ma potrebbe essere molto di più, con un casco di cuoio in testa, con la visiera, quindi lui non può fare assolutamente nulla, le mani legate sul davanti, che rimangono legate anche durante la notte, perché durante la notte gli levano il casco, ma lo tengono chiuso dentro una stanza dove non c'è niente, con il solo letto per dormire. C'è qualcosa di terribile, di macabro. Uno dice: ma com'è possibile che un luogo della cura possa trattare un essere umano in questo modo? Ma com'è possibile che le istituzioni non intervengono, che la procura non interviene, che nessuno dice basta, questo è un trattamento disumano, degradante, che non può essere portato avanti. Ma poi anche tante altre storie, Antonio, di tante altre persone, tanti altri familiari che hanno presentato denuncia dopo la morte dei loro cari in un servizio di diagnosi e cura, archiviate, denunce archiviate. La stragrande maggioranza di queste denunce vengono archiviate. No, ma infatti va detto, hai ragione, cioè per sollevare un punto essenziale, va detto che c'è un problema
che riguarda le istituzioni, riguarda i medici, ma riguarda sicuramente anche la magistratura. Cioè lo sguardo col quale, ma è sempre lo stesso problema, io come sto guardando quell'evento, se cerco causa-effetto, che cosa ha determinato la morte di una persona in quell'istante, è chiaro che probabilmente io non arrivo a decifrare tutto quello che è accaduto, ma perché non riesco proprio a contemplare la brutalità di quel dispositivo, perché non è solo la prassi di legare, è il dispositivo complessivo che tiene quella persona chiusa e immobilizzata, che nega a quella persona la cura. E c'è sicuramente un problema da parte della magistratura inquirente e giudicante anche, di guardare in modo molto obliquo a tutto quello che riguarda la contenzione. E non solo, diciamola tutta. Sì, diciamola. C'è un modo di guardare tutto quello che riguarda la salute mentale, perché sono matti. Certo. E siccome sono matti, un po' sono pericolosi. È inutile negare che il pazzo è pericoloso, perché la questione di fondo è questa, e continuare ad avere questo stigma e questa etichetta, che era quella della legge del 1904, no? Il folle pericoloso sia agli altri. Continua ad essere così, continua ad esserci questa associazione. E quindi, in fondo, quello che capita a un matto ha un sì, ma poteva succedere, sì, ma come si poteva fare altrimenti? Ed è sempre una risposta banale. Cioè, quello che mi sorprende è che tutte queste risposte sono sempre risposte molto banali, così come oggi c'è la richiesta, no, di fare tante nuove REMS per gli autori di reato che anche CPR, anche più CPR, vabbè, è chiaro che gli immigrati oggi sono i primi nemici, cioè le prime persone in qualche modo da escludere, però là è molto più forte la valenza politica. Qui ci sono forze diverse che si mettono insieme, lì c'è un discorso appunto anche di una certa retorica politica che forse trova ancora un minimo argine in alcune interpretazioni di alcune corti che sono orientate sul diritto internazionale e sui diritti fondamentali. Sulla questione psichiatrica assolutamente no, cioè sulla questione psichiatrica anzi c'è una congiunzione tra politica, forze di polizia, magistratura e chiaramente anche l'insieme sociale, perché poi ci sta. Fatto sta che appunto noi stiamo discutendo oggi ancora una nuova riforma della legge 180 del Parlamento, che è un'ennesima controriforma e che ci fa fare ancora tanti passi indietro, tra cui quello sulla contenzione che viene riconosciuta come possibilità. E laddove passasse una cosa del genere, è chiaro che tutti i discorsi che abbiamo fatto questa sera trovano uno spazio ancora minore, perché laddove ci fosse addirittura non solo una norma che lo vieta, ma addirittura una norma che invece lo prevede, è chiaro che quel tipo di azione diventa un'attività che può essere realizzata, così come lo sono tutte le linee guida. Io su questo anche lo sono detto, cioè ci sono tante aziende ospedaliere che prevedono e ASL che prevedono linee guida sulla contenzione. È una modalità con la quale si apre la porta a quella pratica. La si tecnicizza, la si rende una pratica tecnica e si spiega la modalità con la quale viene fatta. Poi leggendo quelle linee guida fanno un po' impressione alcune, però la questione è che appunto forse, ed è qua veramente più giù, la questione di superare il tecnicismo e soprattutto sulla salute mentale la questione di superare lo specialismo. Cioè la salute mentale non riguarda la psichiatria, non riguarda la magistratura, riguarda il fare democrazia, è una questione politica. La contenzione è una questione politica, questo è un libro politico. Non c'è molto altro da dire, perché pone la centralità all'interno della nostra comunità, come comunità democratica che si trova a confrontarsi con questa storia. Se tutto questo resta ambito specialistico, perdonami Sandro, soprattutto della psichiatria ma anche della magistratura, non ne usciamo, perché reiterano una modalità di fare che ha accettato un mandato
di ordine pubblico e che non ha nulla a che fare, secondo me, né con la cura né con la libertà e i diritti delle persone, ma semplicemente perché, e questo Basaglia ce l'ha insegnato, cura, libertà e diritti delle persone sono nella dimensione sociale e anche la medicina deve confrontarsi con quella dimensione e se vuole davvero curare la persona deve andare a incontrare la sua dimensione sociale e andare a praticare la medicina dentro quella dimensione, scontrandosi anche in modo conflittuale, senza avere paura di conflitti. Noi abbiamo un terrore dei conflitti, come se fosse qualcosa che non... Ma si può essere non d'accordo, si può discutere se quella discussione è vera. Ci può essere un conflitto se quel conflitto ha un senso, è anzi necessario. Questo anche oggi, insomma, oggi più che siamo in un tempo di guerra, abbiamo una grande retorica della pacificazione. Volevo dire anche un'altra cosa, che tra l'altro ci sono tante esperienze in Italia che non sono maggioritarie, come spesso accade, che dimostrano che si può intervenire anche in situazioni importanti, diciamo così, anche in situazioni difficili, senza privare le persone della libertà, senza legare nessuno. Esistono questi servizi. Quindi se si volesse, se fosse veramente una questione, non sappiamo come trattare determinate situazioni, basterebbe andare ad impararlo da qualche parte. Cioè esistono i luoghi. Trieste, ad esempio, l'SPDC di Trieste che io ho conosciuto alcuni decenni fa, ma non solo quello di Trieste, anche in altre città, non ha mai legato nessuno. Sapevano come fare, qualcuno poteva anche andare lì ad imparare. Ed esiste anche nel nostro paese un'organizzazione che si chiama Associazione SPDC Non Restraint, di cui fanno parte responsabili di servizi, operatori dei servizi, ma anche altri cittadini, persone insomma come me, utenti dei servizi, che possono come dire, insegnare, tra virgolette, alle persone come fare a rispettare quei corpi, a non legare le persone. Cioè non è che non si può fare, si fa, in tanti luoghi si fa. Quindi è proprio una questione, come dire, politica, è una questione politica, di politiche, anche di politiche legate appunto alla gestione dei luoghi, all'organizzazione dei luoghi, alla programmazione degli interventi, ma anche alle politiche di formazione degli operatori. Questo è il problema sta tutto lì, quindi se si volesse si potrebbe ovunque evitare di mettere in atto questi comportamenti così gravosi che limitano la libertà ma che danneggiano gravemente le persone, quindi si può fare. Ultima parola. Qualche domanda per Antonio? Io sì, vorrei fare una domanda. Allora, aspetta, Rosa, mi avvicino. Sì. Non so se si sente, però non si sente. Allora, intanto aiuto. Questa suo racconto sapevo già perché ho incontrato Gisella e Sandro già 2 o 3 volte per il caso Bruno. L'assessore ha ben presente questa situazione, ha preso l'impegno, io mi auguro, di liberarlo quanto prima. Da poco è arrivata una segnalazione, io faccio parte diciamo del gabinetto dell'assessore, mi occupo della parte sociale. È arrivata una segnalazione da numero da una direttrice di una cooperativa sociale che si chiama Progetto Uomo, che gestisce Casa Santa, dove ci sono delle donne ospiti di questa casa che hanno dei disturbi mentali, così si dice. Una ragazza di 23 anni ha tentato di togliersi la vita,
insomma, il medico che è intervenuto in casa Satta ha ritenuto di doverla ricoverare. È stata ricoverata all'ospedale di San Francesco di Nuoro, nel reparto di psichiatria, mi è giunta una segnalazione di sabato notte tardi che questa ragazza era legata a un letto. Io ero qui a Cagliari, quindi lunedì mattina mi sono presentata presso la psichiatria, qualificandomi perché dovevo dire che arrivavo dall'assessorato. Probabilmente raggiunta voce tra il sabato e la domenica che ci sarebbe stato questo, chiamiamolo, interessamento da parte dell'assessorato, quindi della mia persona. La ragazza è stata dimessa la domenica, io sono arrivata lì il lunedì, insomma mi hanno fatto accomodare, ho parlato con il primario della struttura, dicendole che era un'azione animalesca quella di legare delle persone ad un letto, che siamo nel 2025, che questa cultura pensavo fosse superata anche da parte di chi poi gestisce le persone che vivono questa determinata situazione. Mi è stato risposto che hanno dovuto adottare questo metodo di contenzione da protocollo sanitario. Allora, la mia domanda è questa, perché io non sono esperta, non sono del settore, perché arrivo dal mondo del sociale, da 40 anni ho fatto l'assistente sociale e io mi ho accompagnato a me anche delle persone in psichiatria, in tutto il mio percorso professionale. Come mai a Ravenna, a Trieste, si riesce a non legare le persone? Perché io ho avuto questa risposta secca, il protocollo, e poi continuando a parlare delle persone che vengono ricoverate in questo reparto è venuto fuori che sono pochi medici, che sono pochissimi infermieri. Io poi ho voluto parlare anche col capo infermiere perché ho voluto sviscerare meglio la faccenda, non sono andata via dopo aver parlato col primario, ho detto vorrei parlare anche con il resto del personale, e questo capo infermiere mi ha detto noi purtroppo ci troviamo a fare un turno notturno da soli con 8 pazienti, di cui qualcuno che può essere pericoloso per se stesso e anche per gli altri, come nel caso di questa 23enne. Ecco, allora la mia domanda è, a parte che credo che bisogna cambiare non solo la politica ma la cultura, quindi iniziare fin dai primi anni di vita dei bambini a formarli ad avere rispetto degli altri, siamo tutti diversi, quindi la diversità non intesa come una difficoltà insormontabile, non far vedere al bambino che la persona che ha qualche problema a livello mentale è diversa da quella che magari gli manca un piede, una gamba o che non riesce a camminare. Cioè è una difficoltà come tutti ne abbiamo, e quindi sicuramente bisogna iniziare dalla cultura e iniziare da piccoli, perché anche io sono cresciuta in una famiglia dove si viveva quella persona diversa che aveva un disturbo mentale con paura, perché il matto è pericoloso. Anche io sono cresciuta con quella cultura, poi viva Dio, insomma, ho fatto un mio percorso di vita che mi ha aperto le porte, e io dopo 40 anni che ho meditato il servizio sociale penso che nessuno è diverso, che tutti siamo uguali, e quindi bisogna iniziare a partire da là. Però ecco, Gisella ha parlato di Trieste, lei ha parlato di Ravenna. Allora, che cosa manca? Sì, va bene, manca il personale sanitario, manca la cultura. Allora, perché si continua a legare la persona ai letti, alle poltrone? Cioè, questa è sofferenza per me. Io da sola non posso fare niente, però sicuramente cercherò di contribuire al meglio, Gisella lo sa,
affinché davvero si cambi la politica, ma si cambi la cultura, e queste persone come Bruno e tanti altri che hanno passato o che non ci sono più vengano veramente rispettati per la dignità che tutti noi abbiamo, quindi la loro. Quindi, ecco, poi no, la domanda che volevo fare è questa: come ha fatto a trascrivere in questo libro, che cercherò di leggere con molta attenzione, tutto il trascorso di Vincent? Cioè, come ha fatto a raccogliere quei giorni addirittura con dovizia di particolari? Chi sono i complici che gli hanno raccontato come ha vissuto Vincent? Cioè, chi l'ha detto che Vincent era là, che è andato nel letto, che ha avuto la crisi di delirio durante la notte, invece stava parlando semplicemente l'arabo e l'infermiere raccontava? Io sono curiosa di saperlo, grazie. Allora, innanzitutto la ringrazio per essere qui, perché mi sembra che anche rispetto al ruolo che ricopre è importante, è una cosa molto importante. Questo ci credo molto e non è scontato assolutamente, soprattutto di giovedì pomeriggio. Insomma. No, oggi è venerdì. Oggi è venerdì pomeriggio. Ah, ancora peggio, insomma, ancora peggio. Quindi io sono rimasto E non sono tornata al numero per venire qua, no. sono contenta di essere rimasta. E quindi le sono veramente particolarmente grato. E glielo dico anche perché secondo me lei ha ragione quando dice che è una questione culturale. No? La questione è come si costruisce cultura, che è una domanda difficilissima. Io dico che è molto significativa la risposta che ha dato il primario e il protocollo, che mi ricorda qualcuno che rispondeva il Führer mi ha detto così. Cioè il principio è quello, il Führer principio, no? Cioè siamo catene dentro ad un meccanismo più grande, in questo caso c'è il protocollo, mi dice di fare così, io che cosa posso fare? La questione è innanzitutto che non c'è nessun, questa poi è una cosa particolare, ma non c'è nessun manuale di psichiatria che parla di contenzione, cioè che motiva la contenzione, che ne dà una motivazione scientifica, cioè non c'è un supporto scientifico alla contenzione. Questa è la prima cosa che va smascherata. Cioè, quando uno chiede, dice, ma al di là del protocollo, ma in quale manuale è scritto che questa persona deve essere legata se ha questa sofferenza? E non c'è nessun manuale che riporta una cosa del genere. Perché la contenzione, questa è un'altra cosa, non si impara dagli studi. La contenzione si impara sul campo e a farla sono soprattutto gli infermieri. Il medico firma. Ma è difficile che lo psichiatra si metta a legare una persona. Da ordine lo psichiatra. O se ne sta chiuso. La questione è che appunto a Ravenna, a Trieste, in altre parti d'Italia, a Modena, a Bolzano, cioè, sono riusciti a farlo perché, ma ci hanno impiegato 15-16 anni anche lì, insomma, in alcuni luoghi come Trieste non hanno mai legato, d'accordo? Perché è l'impostazione che c'era dalla scuola Basagliana. A Ravenna sono arrivati a non legare, prima legavano e ancora oggi hanno le fascette lì dentro, loro le conservano, stanno là, cosa su cui non so, però lui dice non si sa mai, il primario dice non si sa mai, domani mi stanno qui. E sono 16 anni che non lo fanno e sono partiti a non farlo un'esigenza posta dagli infermieri, dalle infermiere soprattutto, le infermiere donne, e dal pianto, che è una cosa che mi ha colpito molto, perché uno pensa sempre che appunto la contenzione chi la fa, poi sono questi mostri, che in realtà sono persone che se si fermano un attimo e si interrogano, vivono anche loro quella sofferenza. In quel caso c'erano persone che avendo un rapporto con questa l'ultima persona che avevano legato, non scoppiate a piangere, e questo pianto era diventato l'elemento sul quale costruire uno specifico ragionamento. Però è stato un percorso molto difficile, ci sono voluti 16 anni a Ravenna per superare la contenzione, ma si lavora sulla formazione e sulla gestione della crisi e chiaramente anche sull'investimento, no? Che può esserci, però non è tanto quante risorse ci metto, ma come spendo quelle risorse. Se a Roma le risorse per superare la contenzione le utilizzano per comprare il macchinario dell'elettroshock, cosa che è avvenuta realmente dalla Roma 5,
dove hanno comprato il macchinone elettroshock, quei soldi destinati a superare la contenzione, perché questo è un paese bellissimo, dove accadono cose veramente inimmaginabili. Non è le risorse che sono, ma io come intendo spendere quelle risorse? Da un assessorato regionale, qual è l'impostazione politica in quel caso che viene? Se si crede nella cura, se si crede nella possibilità di dare una risposta diversa alle esigenze delle persone, si investe culturalmente su quello, ma è una scelta politica investire culturalmente su quello, perché si chiamano i direttori delle ASL e si dicono: tu la formazione aziendale adesso non me la fai su questo, questo e questo. E da questo non scappi. Vuol dire che dentro le linee guida aziendali, quel protocollo a cui anche il medico, la contenzione la metti, io non dico la fai scomparire dopo domani, ma la inizi a mettere come evento residuale. Soprattutto la leghi almeno a una questione giuridica, che è l'unica che me la dice, che è la sentenza della Corte di Cassazione. Perché quello è l'unico elemento giuridico. Oltre quello, tu sei nell'illegalità ogni volta che la pratichi in quella modalità con cui l'ha subita quella ragazza. E le dico anche che non mi sorprende che sia una ragazza giovane, perché la questione è che questa prassi oggi viene particolarmente utilizzata sui ragazzi per tanti motivi. Innanzitutto perché i ragazzi stanno vivendo una grande sofferenza. Guardate, non c'entra tanto la pandemia, non è la questione della pandemia, che ha avuto un ruolo molto forte sul vissuto di questi ragazzi, ma è il fatto che a questi ragazzi noi abbiamo proprio sottratto, cioè noi li stiamo facendo vivere con un terrore continuo tutti i giorni su quello che è il domani, rispetto alle crisi ambientali, rispetto alle guerre, rispetto all'impossibilità di trovare. Hanno un'angoscia esistenziale che quando la senti, perché a me è capitato di parlare molto spesso con i ragazzi e te la raccontano, e poi è una società prestazionale in cui noi continuiamo a richiedere prestazioni, ma lo facciamo dalle famiglie in poi ai docenti universitari. Ho lavorato all'università, chiedere continuamente prestazioni a questi ragazzi. Vivono un senso di frustrazione fortissima, di sofferenza, che spesso non hanno neanche le parole per raccontare. E se solo ci soffermassimo a vedere il numero di suicidi di ragazzi che hanno iniziato a raccontare a casa che stavano facendo l'università e invece non riuscivano neanche a superare un esame, sarebbe un dato che ci interrogerebbe molto. Allora la questione è noi che cosa e poi sono ragazzi che non trovano ascolto, cioè noi continuiamo a dire ma sono ragazzi, e invece sono una generazione bellissima. Io continuo a pensare che questa generazione sia straordinaria, hanno delle capacità, delle potenzialità, hanno anche la voglia di rimettersi in gioco. Sono veramente belli questi ragazzi. Incontrandoli uno sa che sono belli, però bisogna ascoltarli, bisogna dare delle risposte rispetto alle... Invece se la risposta è tu hai un malessere, ti chiudi, le famiglie ci mettono il loro, perché poi la sofferenza psichica nasce sempre nelle famiglie. La risposta è quello dell'ospedale dove io ti ricovero e probabilmente ti lego. Quella persona avrà una difficoltà enorme a riprendersi, anche perché che senso ha avuto legarla quella sera? Se è stata legata, perché poi alla fine è questo, perché c'erano pochi infermieri, perché c'era un medico probabilmente di turno che veniva al CSM, dico per ipotesi. Che senso assume nella vita di quella persona quell'evento? Perché questo, il vero, c'è una ragazza che qui racconta, dopo anni, dice, io continuo a dormire di notte con la luce accesa perché ho il terrore. Sono passati 10 anni. Perché quell'evento è un evento che veramente travolge le vite. Cioè, essere legati è la cosa più violenta che ci possa... Ma essere legati, io non dico ma non ricevere cura. Cioè, il fatto che Elio chiama tutta la sera qualcuno e non arriva nessuno. È quello che è impressionante. Essere legati di fronte a tua figlia di 14 anni. Quello è non l'elemento che probabilmente ci interroga. E dico una cosa, però siccome si fa cultura anche politicamente, io continuo a pensare che questa regione debba fare pace con la storia di Casu. Certo. Debba fare pace con la storia di Casu, che è l'uomo che prima... Giuseppe Casu. Giuseppe Casu, che morì legato... Certo. E fare pace con una storia vuol dire
Anche banalmente immaginare che ci sia un luogo dedicato a quella persona. Molto banalmente. Vuol dire in qualche modo provare a fare pace, tra l'altro, con una famiglia che non ha mai ricevuto giustizia per quella morte. Anzi. Allora, quello può essere, guarda, è una cosa banalissima, però fa cultura, perché dice che era quella persona, si ritorna su quella storia non viene persa. Vive, quella storia continua a vivere, ma non perché c'è un marmo che lo dice, ma perché ci sono altri sguardi che si sono interessati a quella storia, che l'hanno raccontata e che si prendono l'impegno di continuare a raccontarla. È la validazione. Sì, è in qualche modo proprio il segno concreto. E io continuo a pensare che ci sia necessario per questa regione fare pace con quella storia, per arrivare poi un giorno a dire al primario di Nuoro il protocollo che validazione ha. Perché lui deve sapere che quella persona ha un valore e che non può continuare a rivedersi una storia come quella. Le fonti sono la cosa più complicata, nel senso che sono le carte, sono migliaia, cioè per questo anche ci ho messo 3 anni, a parte che sono lento, ma perché sono le carte. A volte sono carte di archivio, in questo caso sono le carte della vicenda processuale, che chiaramente ho ricevuto perché cioè con l'accordo dei familiari, dell'avvocato, insomma, quindi ho avuto possibilità di prenderne visione e chiaramente utilizzarle laddove si è superata la fase di indagine, quindi quando si arriva al processo, perché prima sono coperte da segreto istruttorio. Quando si è superata la fase istruttoria, non tutto, chiaramente non ho utilizzato tutto, ma è la stessa questione di notizie, storie che si recuperano dagli archivi, dalle carte di archivio. Ci sono gli archivi manicomiali, ma anche gli archivi di alcuni che hanno dentro delle storie straordinarie. La questione è anche là come ci arrivo a quelle storie, perché se io voglio fare quello che depreda le storie, le prendo, le utilizzo a mio scopo, ci faccio una bella pubblicazione, mi può servire anche in ambito accademico, ma ho ulteriormente fatto violenza. La questione allora è lo sguardo che viene prima di arrivare a quelle carte, che poi, guardate, è lo stesso sguardo che viene prima di arrivare alla cura di una persona, perché io non posso mai immaginare che un infermiere che guardi realmente una persona che ha davanti riesca a legarla. Ci deve essere qualcosa che fa sì che quella persona che mi è davanti non è più una persona, diventa un oggetto. C'è qualcosa che la squalifica, che la rende disumana, fra virgolette. Ed è lo sguardo di quell'operatore. E quello sguardo, chiaramente, lei ha ragione, è uno sguardo che si è costruito culturalmente. E quindi io devo agire culturalmente per decostruirlo. Però io immagino che per agire culturalmente in questa decostruzione sia necessario un impegno politico. Cioè quella scelta culturale è una scelta che viene fuori da una visione politica, in cui appunto decido e capisco che legare quella persona non è l'atto di legarlo, ma è la cultura che ha portato a quella cosa. E questo però ha la necessità di una visione più ampia. Grazie Antonio, direi che chiudiamo perché dobbiamo niente, quindi molte grazie Antonio per la sua, intanto per questo lavoro straordinario che lui ha fatto e che ci mette a disposizione. Qui ci sono solo alcune copie del libro per chi lo volesse prendere, quindi ringraziamo tutti quanti e buona serata. Grazie. Grazie di cuore.